Intensa attività dei Carabinieri di Naro e di Porto Empedocle, i primi, in collaborazione con i militari dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 38enne residente a Favara per detenzione illegale di arma clandestina. L'intervento è scaturito a seguito di una perquisizione accurata condotta presso il casolare nella disponibilità dell'uomo situato nella località Miciché di Naro. Durante l'ispezione i militari hanno scoperto, nascosto all'interno di una botte, un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 con matricola a brasa insieme a 44 cartucce di vario calibro. A Porto Empedocle i carabinieri della locale stazione, nel corso di un controllo mirato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento una 35enne del luogo per il reato di abbandono di rifiuti. L'intervento è avvenuto in via Mazzini, dove i militari hanno colto la donna sul fatto mentre abbandonava un materasso matrimoniale classificato come rifiuto urbano ingombrante sulla pubblica via. Il gesto incivile, oltre a violare le norme vigenti in materia ambientale, contribuisce a creare degrado e rischi igienico-sanitari per la comunità. L'Arma è costantemente impegnata nel contrasto dei comportamenti illeciti.